Noi orgogliosi della nostra sicilianità, e ci dovete credere, abbiamo trasformato le canzoni siciliane per farle ascoltare ai siciliani stessi, perché in Sicilia nelle radio non passa la musica siciliana e noi stiamo lottando nella nostra terra per far conoscere e far sentire le canzoni siciliane alle nuove generazioni. Ok. Sulle labbra quando mi hanno proposto di portare un pezzo della nostra Sicilia, un pezzo di storia, un pezzo della nostra terra, un pezzo di come passavano le serate i nostri avi. Mi chiamo Salvatore Oliveri, vengo da Alcamo e sono nipote di quello che fu l'ultimo vero puparo egoprante esistito ad Alcamo e in tutta la provincia di Giacomo, a New York. Per voi paesani, per voi! Grazie. Vado cercando la mia Angelica in ogni dove. Angelica dove sei? Angelica mi sei entrata nel cuore. Ovunque tu sei, verrò a trovarti, perché tu devi essere mia e soltanto mia. Io quanto sei bella, quanto sei vezzosa, e qui c'è il conte Orlando che regnerà su di te. Allora! Qui, nella vostra New York! Cazzo io, va! Applauso! Grazie ragazzi! Fred, cosa rappresenta questa chiave, diciamo, chiamiamola impropriamente antica? La mia casa natale è in Paucina, provincia di Palermo, e credo ci avrà 150 o forse 200 anni. La mia casa natale l'ho un po' ristrutturata e ho voluto ricordare, perché queste chiavi ce l'avranno avuto i miei nonni, mio padre, mia nonna, sono bei ricordi. E secondo me una persona che taglia con il passato non c'ha futuro. Non siamo qui per saluti a me frate, a me soro, a me cucina. Cioè, ormai questo ce lo siamo lasciati alle nostre spalle. Dobbiamo fare capire, in seno alla settimana della cultura siciliana qui a New York, che i nostri compatrioti non hanno tagliato quel cordone ombelicale con la loro terra. La chiave te la sei portata dietro perché per far capire a te stesso che c'è qualcosa che ti aspetta. Ma qui nel tuo locale hai voluto qualcosa di davvero da fare accapponare la pelle. Questo ristorante si chiama La Piazza perché ogni paese c'ha la piazza. È una sala banchetti questa, facciamo una domenica viene un signore e dice: ma lei è di Paucina? Dice, come fa a saperlo? Dice: guardando l'affresco sopra qua nella tua entrata. Dice: questo è la chiesa della matrice, la nostra chiesa del paese. Mi ricordo, io sono emigrato il 62 a 7 anni e che la domenica prima di lasciare ho guardato su: Signore aiutami, o addirittura Santa Fortunata.
Mio padre è nato ad Alcomo e mia madre è nata a Sant'Aniva, però sono qua 42 anni. Dove siamo in questo momento? Siamo in Queens, in Glendale, nella pizzeria Leone. Per me è importante che i miei figli possano vedere questa cosa che qua non esiste. Mi piacciono, l'ascoltavo mio padre quando stavo piccolo, mi ricordo tante canzoni. Non perdere la tradizione siciliana. Per te è più viva che i miei figli e le altre persone non se lo scordano. È un grosso lavoro perché non sono tanti che lo fanno questo più. Quelli che hanno il tempo per farlo, ringraziare, perché forse fra poco non esiste più. Serve che veniamo noi dalla Sicilia per portarvi queste manifestazioni? Per me serve, però se passa una generazione dei miei figli, forse se non ce lo faccio vedere io. A noi serve per fartelo ricordare sempre a te, e a te un domani servirà per i tuoi figli. Serve, giusto, perché se non ci faccio ricordare ai miei figli ora che i miei figli non parlano italiano, se non era per Stefano non succedeva questo. Sono contento che ha fatto questo e speriamo che lo potete fare più presto un'altra volta. People, siamo in radio per l'intervista e tutto il team al completo. Gente seria, creativi e non creativi. Ciao a tutti, sono Josephine Maietta. Non è un sabato qualunque, ma è un sabato italiano perché oggi grande festa. È lo studio pieno di tanti amici. Racconto una piccola curiosità: a volte quando andiamo a suonare per i locali o le serate lasciamo la strumentazione in macchina, anche costosa, ma lo sciccaredo è sempre con noi. Questo sciccaredo che è stato benedetto anche da Papa Francesco, ma poi è stato toccato da tantissimi personaggi. Adesso, guarda, dedicheremo una bella mezz'ora a questo gruppo siciliano Calanda Calandra e poi al puparo Salvatore Oliveri. Vuoi dire il titolo? Potevo Avete fatto una foto? No, ora facciamo. Facciamo una foto con Giovanni. Ci sei? Ok. Ricordiamoci sempre del nostro grande puparo Salvatore Oliveri, del suo aiutante Raffaello e dell'altro Raffaele che ci ha aiutato a mettere assieme tutta l'organizzazione. Stefano, tu lo dissi di fare venire a questa casa. L'idea
indietro per qualche anno. Ne avevamo sempre parlato, però questa volta ce l'abbiamo Però fatta. veramente ho chiamato alcune persone che mi hanno detto appunto dove sono i Calandra e dove sarà Salvatore Oliveri, e vogliamo dare un saluto a Video Sicilia. Ciao Video Sicilia, Ciao, sono siciliani. io, Video Siciliana, gli alcamesi, una vasata vi mando, una vasata vi mando. Avevamo questo timore di essere derisi e attaccati dai siciliani stessi. Nelle radio non passa la musica siciliana. Salvatore, buongiorno, benvenuto alla WRCU del Sabato Italiano. Ciao Salvatore. Grazie, grazie. Non era convinto che io potesse fare il puparo domani perché ero discolo. In Sicilia, più che altro nelle scuole, oppure lavoriamo molto nel teatro, nel teatro che è all'interno del castello dei Conti di Modica di Alcamo, ma giriamo insomma anche fuori dalla Sicilia. Non chiamatelo Raffaello, per favore, chiamatelo Panda, perché lui è come la panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. La Sicilia è un grandissimo serbatoio di idee. Sono nato in Calabria, a Rocca di Neto, un paesino in provincia di Crotone, e poi mi sono trasferito a Parma e ho vissuto a Parma con i miei genitori per tanti anni. La domanda classica, cosa ci fai qui a New York? Mi sono trasferito qui da un anno, ho seguito la mia famiglia. Mio papà, dopo la crisi economica in Italia, ha lasciato l'Italia e è venuto qua a lavorare qua. Volgeva tuo padre? Mio papà in Italia era un costruttore, aveva un'impresa edile. Mi sono laureato in ingegneria all'Università di Parma e ingegneria civile e ambientale, e adesso mi sono trasferito qua e sto preparando il test ammissione per la law school. È favoloso quello che state facendo, i messaggi che portate, specialmente in questa terra che comunque ci sono tantissimi italiani, un ponte fra la nostra cultura e la cultura degli italo-americani in questo paese, degli italiani che come tante altre persone che sono venute, come nel mio caso, è un modo per rivivere. Sai, il messaggio alla fine non era diretto alla generazione che poteva essere quella di tuo padre e tua, ma il messaggio finale, l'utente finale è quel ragazzino che negli altri giorni era a cavalcioni davanti il palco per seguire ciò di cui noi siamo ambasciatori nel mondo, la nostra sicilianità. Giovani che fanno delle classi in italiano nelle scuole americane, sono interessatissimi, sono pieni di gioia nel vedere proprio questi spettacoli, questo teatro e questo modo di mandare avanti l'arte. Pensi quindi che sia un progetto culturale da ripetere? Mi sembra cogliere questo dalle tue parole. Sì, è un qualcosa di ripetibilissimo e sono contento insomma per voi e per le cose che fate. E nell'aria c'è un profumo di sicilianità eccezionale. Grazie a voi. Ciao. Quando era Nicareddu, tutti dicevano tale che bello. Ora che sogno cresciuto, non dome na mano d'aiuto. E parlano do mondo e ti contano che bello è tonno. Ma saccio che per leggi di natura non si nasce con la stessa misura. C'è cu nasce bello, c'è cu nasce brutto, c'è cu
tempo corto, c'è chi nasce ricco e chi nasce scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. Quanto sei un tasto mondo, a contarle quasi mi confondo. C'è chi sciala mai finire, c'è chi chianci e c'è chi rire, e c'è chi un po' mangiare, e chi faccia boto io una spesa. Poi c'è chi nasce nuro, mentre c'è chi nasce già con la camisa. Nasce bianco, c'è un nasce scuro, c'è benedetto Dio all'acqua dello ghioppo. C'è la cattaia sopra una montagna. Upettusa ma trovare. Vedete quando chiama le attiene. Ciao. Bene però mi viene a mangiare. Che vuoi? Lasciami in pace che montavo teatrino, capito o no? Ma se non ne facciamo spettacolo, dopo te canto. Devi essere mia, essere il tanto mia. Stai lontano da Angelica di Iacco che non sei altro. Non mi avrai mai, oh bello, non mi avrai mai. Tu sarai mia soltanto mia. Angelica, ma io sono un semplice servo. Hai visto come sei felice? Tutto è andato in fumo. Tutta colpa dell'empio Ferrao di Spagna, o padre, che uccise mio fratello Arcadio. Cieco bello delle mie cose, campa tu e come le muori. Per la settimana della cultura siciliana qui a New York, grazie sentito all'intera federazione, ma soprattutto a Stefano Turriciano. La serata è sponsorizzata dall'associazione La Lampada. Professor Betone, Nino La Sala, Nick Signorello, c'è pure Dina Sacco, che facciamo un po' di cose per promuovere la cultura siciliana, ma stasera appunto non c'era migliore cosa per noi di promuovere questo spettacolo, specialmente con i pupi siciliani e i due Calandra e Camangia. Quindi ringrazio a tutti per essere venuti, ma un applauso speciale deve andare pure a Stefano Turriciano che si sta accanto Caladiotto, quindi ringraziamo pure lui per il lavoro che sta facendo. Grazie a voi che siete venuti a noi. Vogliamo capire quanti di voi sono siciliani, ad esempio. Questa è una versione tradizionale, solo forse per pigliare un po' di conferenza tutte insieme. Campa tu e comori, mori,
arrivano a conclusione queste 4 giornate di questa cultura siciliana che abbiamo cercato di portarla a New York? Possiamo trarre un bilancio, una sintesi, Presidente? Ma io penso che tutto è andato per il verso giusto. Tutti ci hanno aiutato, perché solo sapete che non si può organizzare una cosa del genere. La federazione ha fatto la sua parte, ma la federazione di Brooklyn, la FIAO, ha fatto la sua, come il professore Turriciano con la Lampare ha fatto l'altra, Damiana Testa con la sua associazione ne ha fatto un'altra, quindi con l'aiuto di tutti penso che siamo arrivati all'ultima tappa nel migliore dei modi. Anno come prima volta abbiamo tracciato il solco. Penso proprio di sì e spero che se la gente rimane contenta come noi crediamo, il prossimo anno magari ci possiamo ripetere. Spero che in questo solco ci abbiamo messo anche un po' di semi, così Madre Natura potrà partorire delle belle attività nel futuro che forse ci potrà vedere di nuovo, non soltanto qui ma al nostro nuovo centro. È stata una bella esperienza, dura, ardua, ma una bella esperienza. Grazie a voi che venite qui da così lontano a voler dimostrare qualcosa che ci sta così caro a noi, che ci riporta alla nostalgia dei nostri vecchi giorni quando vivevamo in Italia. Insomma, obiettivo centrato, se posso cogliere. Centratissimo. E buona fortuna. Centratissimo. Grazie. Questo edificio, che è stata l'opera di molti sognatori italo-americani, a cominciare da circa 10-15 anni fa, hanno voluto creare un centro di cultura e lingua italiana. Ospiterà non soltanto una sala multifunzionante, avrà una cucina, una palestra, un wellness center, c'è un terrazzo all'aperto, si prevede nel futuro di mettere anche campi da bocce, classi, aule, garage. È un edificio completo che ha circa una superficie di 44.000 piedi quadri, si chiama Il Centro, sotto l'auspicio della FIAO, sarebbe la Federazione delle Organizzazioni Italo-Americane di Brooklyn. Tutti stanno aspettando già da qualche anno che si apri. La vostra presenza è stata, secondo me, perché ho avuto l'onore di essere invitato e quindi di partecipare a uno degli spettacoli tenuti qui a New York, è stata decisamente, posso dire, anche per la presenza del pubblico che ho potuto verificare, un successone. Una cosa così io non l'avevo mai vissuta durante tutti questi anni, e quindi questo rapporto diretto della cultura tramite i rappresentanti, gli attori, i cantanti, i maestri, pupari che hanno portato questa novità. Gli scambi culturali sono tantissimi tra Stati Uniti e Sicilia, però una cosa così diretta io non l'avevo mai vissuta. La felicità negli occhi e nelle parole anche di coloro che hanno partecipato come pubblico. Siccome la nostra permanenza qui è stata merito alla Federazione Italo-Americana di Brooklyn e Queens e grazie a Stefano Turriciano e chi lo ha coadiuvato, è stato importante, è servito a far capire di cosa siamo capaci noi di esportare, non soltanto quel cliché che tanto ci ha fatto male. È servito? È servito moltissimo, perché per due cose. Uno, perché la lingua siciliana non si deve perdere. Uno può andare a scuola e imparare l'italiano, però il siciliano non lo può imparare, e questo secondo me è bello anche per i nostri figli, avere questo rapporto con la Sicilia. E poi è anche bello per gli americani, perché gli americani certe volte pensano alla Sicilia che è un paese dove siamo capaci di esportare soltanto bruttezze. Ecco, bravo. Questo programma è stato offerto da
l'assai, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'ha tu de lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'ha tu de lume cori, l'amore mio sei tu. Anni cuzza, lo cuore scricchia, a picca picca picca, ai ai